Ceggia. Dolori lancinanti al ristorante, ricovero urgenti al pronto soccorso. Protagonista una 38enne di San Donà di Piave che prima di cena aveva assunto delle pasticche d'estasi. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia dei due spacciatori, un 33enne di Torre di Mosto e un 26enne di Ceggia. I militari sono poi risaliti al venditore. Nella sua abitazione a San Donà sono state trovate piantine di marijuana e materiale per la coltivazione, oltre alla stessa sostanza stupefacente assunta dalla donna. Doppio intervento della polizia ferroviaria alle stazioni di Venezia e Mestre. Alla stazione Santa Lucia è stato arrestato un trentenne che cercava di rubare il portafoglio dalla borsa di una turista americana. L'uomo, con documenti di identità croati falsi, si è rivelato un algerino irregolare, autore di un furto avvenuto qualche giorno prima ai danni di una filippina. A Mestre, dopo un inseguimento lungo i binari, gli agenti hanno fermato un 19enne egiziano che aveva appena rubato il cellulare ad un albanese. Durante le fasi dell'arresto, l'egiziano ha aggredito alcuni agenti che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Jesolo. Un meccanismo alimentato dall'energia solare per aprire e chiudere gli ombrelloni. Con l'arrivo dell'estate una parte dell'arenile sarà dotata di ombrelloni automatici controllati da un addetto con telecomando o dal cliente attraverso un'apposita applicazione sul proprio cellulare. Il test che darà l'avvio all'iniziativa è fissato per il 4 giugno. San Donà di Piave. Al voto i 1341 studenti delle scuole medie inferiori per eleggere i 41 membri, uno per classe, del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di San Donà. Domani la proclamazione dei consiglieri che eleggeranno il sindaco. Venezia, Murano e Burano. Mercoledì 25 maggio niente raccolta differenziata di carta, cartone e Tetra Pak a causa di un'assemblea del personale. Veritas invita a rinviare il conferimento a venerdì 27 e a limitarlo per quanto possibile nel giorno dell'assemblea.